Un altro capitolo per scoprire le bellezze straordinarie della regione del Veneto e parliamo di terme, terme, benessere e anche sport naturalmente. Alle mie spalle lo splendido Parco dei Colli Eugani, mi trovo nel cuore del bacino delle Terme Eugane, bacino termale naturalmente. Qui a Galzignano, dall'ultimo piano di uno straordinario albergo, uno dei tantissimi alberghi che si trovano nella zona termale insieme ad Abano e Montegrotto Terme. L'acqua termale salso-bromoiodica ipertermale, delle proprietà veramente eccellenti per la cura delle patologie osteoarticolari, per il post-traumatico, per il post-operatorio, ma per altre problematiche, naturalmente unitamente al fango, all'argilla termale. Ma per scoprire tutti i benefici che non sono soltanto legati alla cura termale in senso stretto, ma proprio a vivere un benessere a tutto tondo, il che vuol dire un ambiente naturalistico straordinario, una calma, la tranquillità, la possibilità di praticare anche gli sport all'aria aperta, la possibilità di immergersi in queste vasche che sono anche delle vere e proprie piscine termali, di godere di trattamenti di riabilitazione ma anche di terapia e di benessere olistico, bisogna veramente toccare con mano e quindi non mi resta che continuare con voi alla scoperta di questo straordinario ambiente naturalistico. E ora ci troviamo invece ad Abano, non poteva essere diversamente, con me c'è la presidente del consorzio Terme Eugane, Angela Stoppato. E nel cuore delle terme che cosa possiamo raccontare ai nostri telespettatori? Il cuore delle terme di Abano e Montegrotto ha in sé una risorsa naturale preziosissima e sono appunto le nostre terme. Un'acqua ricchissima di sali minerali, salso-bromoiodica e un fango, un'argilla che viene maturata in quest'acqua sviluppando un'alga che conferisce al prodotto, al fango, delle importanti proprietà antinfiammatorie. Abbiamo di recente anche ottenuto il brevetto europeo per questo principio antinfiammatorio del nostro fango e questo sicuramente conferisce autorità e certifica nuovamente la qualità già conosciuta dei nostri fanghi. Sì, le terme sono a 360 gradi, quindi curative sicuramente, ma anche insomma, nei nostri alberghi, il nostro territorio conta circa 80 stabilimenti termali, alberghi con stabilimento termale, quindi si può, insomma, il centro termale, il centro benessere è direttamente in hotel e lì a seconda appunto dell'albergo troverete una vastissima scelta di trattamenti benessere, estetici e insomma, massaggi, Ayurveda. Lavoriamo sempre con terapisti molto preparati.